Buongiorno, sono francese, mi chiamo Nicola, ho 51 anni e sono davvero un pellegrino, penso che posso dire che sono un vero pellegrino. Adesso è 3 anni che sto camminando, ho lasciato la Francia 3 anni fa, la mia casa vicino a Strasburgo. E per il primo anno del mio viaggio sono stato a Compostela, fino a Compostela. Per il primo anno 2200 km e sono arrivato a Compostela prima l'inverno e ho passato l'inverno in Santiago perché per il mio viaggio posso camminare per la primavera, per l'estate, quando il tempo è bello e quando arrivo l'inverno sono stanco, devo trovare dove mi trovo, cerco un piccolino appartamento, una cosa per passare l'inverno e sto scrivendo un libro per l'inverno. E faccio così ogni anno, per l'inverno scrivo e quando il tempo è bello sto camminando. Il secondo anno da Compostela sono scendito, ho attraversato tutto il Portogallo per arrivare a Fatima e poi da Fatima ho camminato verso Lisbona e prima a Lisbona in un porto ho incontrato un marinaio francese che era qui con la sua barca a vela e abbiamo parlato insieme e mi ha detto che fai? Ho detto sto viaggiando, sto camminando. Lui mi ha detto se vuoi con la mia barca io vado in Sicilia, se vuoi ti porto con la barca in Sicilia. Ho fatto ok, andiamo. Sono stato sulla barca per 2 mesi con lui per andare dal Portogallo alla Sicilia. Quindi quando sono arrivato in Sicilia ho passato l'inverno perché era il tempo dell'inverno e ho trovato un piccolino appartamento in Milazzo, Capo Milazzo. E a questo momento del mio pellegrinaggio non sapevo niente della storia, della vita di Sant'Antonio di Padova. Quando sono stato alla messa ho incontrato il prete e lui, quando io ho raccontato la mia storia, il mio pellegrinaggio, lui ha sorriso così, ha guardato me e mi ha detto penso che la provvidenza ti ha portato qui, perché tu sai che è Milazzo. Ho detto no, non so. È l'inizio del cammino di Sant'Antonio di Padova, che va da Milazzo fino a Padova. E di più, Antonio, lui è arrivato, era un portoghese, è arrivato con la sua barca da Portogallo a Milazzo. Per continuare il mio viaggio devo fare questo cammino. E quando era la primavera, prima di partire dalla Sicilia ho voluto visitare un po' la Sicilia. Ho camminato 4 mesi nella Sicilia per visitare l'isola e poi ho iniziato il cammino verso Padova, ma sono arrivato a Salerno quando l'inverno arrivava e ho cercato un appartamento e ho trovato un appartamento economico ma nella Puglia e sono arrivato nella Puglia per il mio terzo inverno e dopo sono tornato a Salerno per continuare e sono arrivato a Padova l'anno scorso in settembre e non ho potuto trovare un appartamento economico nel nord dell'Italia e sono tornato in Calabria con un bus per passare l'inverno in un piccolino appartamento e adesso sono arrivato a Padova per continuare il mio viaggio e adesso voglio andare a Medjugorje, che è in Bosnia, e sto camminando per andare a Medjugorje.